Desidera? Un cornetto alla... Facci soldi, veloce, apri. Stai calmo, stai calmo. Apri! Stai calmo. Sta cazzo di cassa! Apri questa cazzo di cassa! State calme. Apriano! Stronzo! Non fare scherzi, Andiamo! Il mio nome è Anna. Il mio sogno non era questo, ma ben altro. Sognavo una famiglia, un futuro migliore, sognavo un lavoro stabile, ma purtroppo tutto questo non mi è stato possibile. Volete sapere come una ragazza per bene come me sia arrivata a tutto questo? Bene, seguitemi che vi racconto la mia storia. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 7, 8, avanti, braccia, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, stop, 7, 5, 6. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, Grab girl? my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's go. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on our toes, toes. Trying on all our clothes, clothes. Boys blowing up our phones, phones. Drop top and playing our favorite CDs. Pulling up to the parties. Trying to get a little bit tipsy. Don't stop, make it pop. DJ, blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick-tock on the clock. Now I had the time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you. 'Cause I had the time of my life, and I owe it all to you. I've been waiting for so long. Now I finally found someone to stand by me. We saw the writing on the wall as we felt this magical fantasy. Now with passion in our eyes, there's no way we could disguise it secretly. Party don't stop, no. Ain't got a care in the world, but got plenty of beer. Ain't got no money in my pocket, but Mi dispiace perché mi devi lasciare la scuola, perché sono 3 mesi di ritardo in andare, quindi mi dispiace. Lo stesso vale pure per te. Cosa è successo? Sono stata lasciata alla scuola. Sono 3 mesi di dare un nuovo di cosa sto licenziando. Credo che devo ricominciare così. Non te l'ho detto per vergogna. Anche io mi trovo nelle stesse condizioni. Poi è molto male. Un due, che è che fa? 3.000 euro a te, va bene. Aspetta, 3.000 euro, vai. 1.000 euro a te. E vivo lì. lascio bianco. 1.592. Ospedesse 2.000 euro. 2.000 euro Ospedesse. Vai. Allora, 2.000 euro Nandoni, coppo lì. Ok. Ospedesse, coppo russo 1.500 euro. Va bene così. Stava a scuola e qua altri 2.000 euro. Ok, ok. Sono un artista ma va para che non voglio faticare. Un bimbo da
sfamare una moglie da vestire con la canzone popolare, è più facile da fare, ma canto per proteste, non solo per amore. Mia suocera mi dice era meglio Zappatore, allora venga dunque, tanto già sapete tutto e senza appuntamento proprio su voglio cantare. Ma la carne è un pappo di cartone, ma la carne di cartone non è, lo diceva pure il professore, che era meglio che parlava, che era meglio che parlava con me. Parapappe, parapappe pippo, parapappe, parapappe. Uscite in cielo professore e a sta compagna vostra che nulla ci ha tradito e mo facita in brezza. Cioè, loro fuori come vanno le cose? Stiamo andando bene con l'incasso, stiamo facendo un sacco di scommesse e Massimo sta andando fuori. I can't erase the times that you hurt me and put tears on my face. And even now, while I hate you, it pains me to say I know I'll be there at the end of the day. I don't wanna be without you, babe. I don't want a broken heart. Don't wanna take a breath without you, babe. I don't wanna play that part. I know that I love you, but let me just say I don't wanna love you in no kind of way. No, no, I don't want a broken heart, and I don't wanna play the broken hearted girl. No, no, no broken hearted girl. I'm no broken hearted girl. Something that I feel I need to say, but up till now I've always been afraid that you would never come around, and still I wanna put this out. You say you got the most respect for me, but I'm not feeling not deserving me. Allora, Giovanni, come Massimo deve perdere stasera? Perché tu stai andando così forte? Lo so, perché comunque le scommesse stanno andando su di lui. Andando alle stelle? Sì, è preferito. Vabbè, okay? Facciamolo per. Ma utilizzi il solito sistema? Sì. Vabbè. Un giro stesso e chi mormora fessa, scordatemi e via solo all'ombra la poesia. E mai niente ci fanno sapere, facevo zampe famo, sanno tutto quanto. Prima fa l'incontro. Ha potuto fare prima un po' famosa si cruz. Che sigaretta coppa per un pare, che stanno chi ne sbaglio, fanno sull'ombroglio, si lisciano, si fattono, si pigliano un caffè. Maestro, che devo fare? Fate una ripresa a vuoto e poi scendi. Vai come? Esci alla schifona, già la ho sentito parlare con il collega. Tu esponevi tanti problemi, ti devi sposare, soldi non ce ne sono, non c'è un lavoro, quello che accade a Napoli. Ma se tu sei d'accordo io ti propongo un lavoro che senz'altro ti farà piacere e ti dai soldi, tanti soldi. Allora vuoi sapere di che si tratta? Io ti propongo un ottimo lavoro, permetti? È un lavoro che
si corre qualche rischio così, però ti ripeto si guadagnano tanti soldi. Dov'è che io faccio un vecchio lavoro, un lavoro antico, sai, aiuto i bisognosi, e poi giustamente aiutando i bisognosi loro mi devono dare interessi. E in questo lavoro ci sono delle persone che vengono meno, delle persone che non pagano, e che giustamente devono fare il numero. E allora sei d'accordo? Non lo vedo proprio un lavoro adatto a me, ci vorrei un po' pensare. Questo è il mio biglietto da visita. Numero telefono sopra, quando vuoi chiama. Io sono l'ombra, la poesia. Ma la carne è un guappo di cartone, ma la carne di cartone non è. Lo dicevo. Dove siamo capitati? Non ti preoccupare, qui possiamo fare bei soldi. Angela, vieni, Scommetto si catena, andate si mari, c'è la si guagliù. Scordate miei salari, scommetto si catena, andate si mari, c'è la si guagliù. Scordate miei salari. Solamente il corretto è il peggio dell'eroina. È importante raccontare questa realtà perché chi la vive da così vicino la nega, fa finta che non esista. Boss, il clan. Questa è la storia di un problema antico e di una città bellissima che questo problema proprio non se lo merita. Scatteremo in meridione d'Italia! Ma la carne è un guappo di cartone, ma la carne di cartone non è. Lo diceva pure il professore, che era meglio che parlava, che era meglio che parlava. Ma la carne è un guappo di cartone, ma la carne di cartone non è. Lo diceva pure il professore, che era meglio che parlava, che era meglio che parlava con me. Param sape, ma la carne di cartone pippo. Ok, vado. Buongiorno, prego. Mi fa un panino. Sì. Che ci vogliamo mettere? Un po' di prosciutto? Sì. Un secondo solo che prendo il panino. Crudo va bene? Sì. Parma? Allora sono 2,50 euro. Questo è un panino di 250 euro. Ora ti faccio capire io. Sì, tuo fratello, io ti capisco. Chiamare come appare a sorella. Che da già vicino fratello? Qua dobbiamo risolvere urgentemente questa situazione. Sì, che fu bravo e sta ammassa lì e vai buono tu. Ok? E va buono. E tra l'altro se mi fa qualcosa che fu possibile. Ma no. E caccia tutto. Come mi fa? Non so, sto mettendo pure paura, non lo so, io non sono abituato a fare con le immagini trovate in questa situazione. Ma tu mi metti mezzi guai a me. E che già fa? Come la fa? Perché quella che la fa, io non posso in mezzi guai. Se mi succede qualcosa a me, succede qualcosa a te. Ok. Mi ha scusato.